Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Stiamo per collegarci con Ponte di Nanto, dove ieri sera l'orefice Roberto Zancan ha sparato contro un commando di 8 banditi che ha assaltato la sua gioielleria. Come ricorderete, ci fu una sanguinosa rapina proprio ai danni della stessa gioielleria, quando poi il benzinaio Graziano Stacchio sparò contro un comando di diversi rapinatori e ovviamente ci fu anche una vittima. Andiamo in diretta da Luisa Bertini a Ponte di Nanto. A te, Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Come anticipavi, un assalto qui alla ditta Zancan Gioielli di Ponte di Nanto, avvenuto in piena notte, in cui un comando di una decina di banditi sono entrati dalla parte della pista ciclabile, hanno usato la fiamma ossidrica per rompere la cancellata ed introdursi. In quel momento è scattato l'allarme e quindi ha allertato il titolare Roberto Zancan, di cui a breve vi facciamo sentire anche la testimonianza in viva voce, e hanno utilizzato un'automobile per distruggere il garage ed introdursi. A quel punto è arrivato il titolare, che ha esploso 3 colpi di arma da fuoco. Io intanto saluto e ringrazio per essere qui con noi il consigliere regionale Gio Formaggio, che dopo ci darà anche una chiave di lettura politica a tutto quello che sta succedendo a 10 anni appunto dall'altro assalto che aveva avuto un esito ben più nefasto. Intanto sentiamo insieme dalla viva voce le parole di Roberto Zancan. Era piena notte, lei è stato svegliato dal sistema d'allarme, è entrata una banda, che cosa è successo? Purtroppo è la fotocopia di tante altre volte, perché questa è la sesta. Sì, ci siamo accorti perché ormai forza di dai ho i miei sistemi che mi, tra virgolette, mi proteggono, però mi allertano anche. Quando mi sono accorto di cosa stava succedendo, non ho esitato 2 minuti a alzarmi dal letto, imbracciare l'unica cosa che ho di difesa, è l'arma che detengo regolarmente, e venire qua e vedere cosa potevo fare. Lei l'ha messi in fuga con dei colpi? È l'unica cosa che ho potuto fare, perché erano 7 individui che ero riuscito a vedere, non 1, 7, non so se erano 6, se erano 7, dopo abbiamo visto che erano 10 addirittura. Era un comando paramilitare, da come si muovevano. Qual è stata la dinamica? Come sono entrati? La dinamica è la solita: divelgono con la fiamma ossidrica dalla ringhiera, entrano dentro, si posizionano, cercano di escludere luci, quello che hanno fatto, sistema video e barriere anti-intrusioni, cosa che non sono riusciti a fare, e niente. Hanno preso un'automobile poi per sfondare Avevano tutte le attrezzature per entrare lo stesso, però si sono accorti che avevamo un'auto aziendale che era aperta, perché la teniamo qua a uso veloce, e l'hanno usata come ariete e hanno fatto un disastro. Mi hanno fatto un disastro. Quando sono arrivato io sentivo dei colpi enormi, però la macchina era dentro il garage che abbiamo, il basculante era sfondato, non riuscivo solo a intravedere. Immaginavo cosa stessero facendo, però non potevo saperlo per certo, e dovevo capire se entrare o da fuori contrastarli. Ho pensato di contrastarli da fuori, perché era un po' più riparato da fuori, anche se dopo mi sono accorto che ne avevo uno alle spalle. I danni a quanto ammontano? Dalla prima stima sono più di 100.000 euro, solo danni materiali. Ok. Lei ha avuto paura per se stesso, per la propria azienda, anche per il futuro dei dipendenti? Soprattutto per la mia azienda, anche perché adesso è entrato con me mio figlio e vorrei lasciargli qualcosa di sano, ok? E le basi io le ho messe giù e non possono essere deturpate o destabilizzate da queste bande di delinquenti, ancora fargli un complimento, da bande di vermi, perché sono dei vermi che si comportano in questa maniera qua, ok? Per farli andare via ho dovuto sparare 2 raffiche, perché alla prima si sono voltati indietro come dire che vuoi,
e alla seconda, quando ho aggiustato il tiro un attimo, ok, hanno capito che non stavo scherzando. Ma la roba che mi fa andare fuori di testa, mi fa bollire il sangue proprio dentro le vene, è che perché io, che alle 2 di notte potrei stare a casa a dormire perché durante il giorno lavoro, ok, e ho bisogno di riposarmi, perché un imprenditore ha bisogno di riposarsi per dare il massimo di se stesso, il giorno dopo devo alzarmi, in giro di 3 minuti prepararmi per fare quello che dovevo fare, venire qua in una manciata di nanosecondi decidere il da farsi. Io non sono un militare e non lo voglio neanche essere. Questo è istinto, ma l'istinto l'hanno gli animali, non le persone. Noi ragioniamo in un'altra maniera, però io ho istinto, paura dopo l'ho avuta, dopo che mi sono reso conto. Ecco, avete sentito la testimonianza toccante del titolare dell'azienda che ha agito, dice, per istinto. Io sono in compagnia con il consigliere regionale Gio Formaggio che ne dà una chiave di lettura anche politica. Cosa si può fare? Non è la prima volta. Ma ieri ho sentito nella mattinata Robertino ed era scosso. Ho aspettato oggi per venirlo a trovare assieme a Graziano Stacchio, portargli la nostra solidarietà. Ricordo l'altra volta ho caricato in macchina Robertino Zancan per andare a portare solidarietà a Stacchio e dargli una mano, e stamattina ho caricato in macchina Stacchio per venire da Zancan a dargli una mano, perché questi sono momenti in cui non bisogna restare da soli, bisogna che l'opinione pubblica decida, e l'opinione pubblica ha già deciso da che parte stare. Ecco, dal punto di vista politico che cosa si può fare? Lei dice porteremo la nostra voce anche a Roma. Sì, nel senso aspetto di vedere e capire bene gli atti, e anche il ritiro del porto d'armi non mi è chiaro, quindi voglio capire le carte e dopo informerò chi di dovere a Roma per o agire in maniera tempestiva nella restituzione del porto d'armi o capire dove c'è il problema sulla legge, perché non è possibile che una persona che si difende a casa sua difende la propria proprietà, ma per l'ennesima volta ricordo che Robertino è stato sequestrato in casa, è successo un disastro 10 anni fa nel negozio, adesso vanno nella bottega dove produce i suoi prodotti. Uno non può dormire con un occhio aperto ogni notte e non va bene. Sto comando qua di gente preparata che insomma è venuta qua per fare dei gran danni e non va bene. Ecco, io ringrazio il consigliere Gio Formaggio per essere stato con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina per la parte tecnica. È ancora una volta un comando paramilitare di quelli che arrivano in genere dall'est e sono armati fino ai denti e sono pronti a tutto. Poteva finire peggio, momenti di panico per Roberto Zancan, che comunque ha reagito, si è difeso e ha sparato. Andiamo adesso a Padova da Valentina Visentin, perché c'è un altro fatto di cronaca di cui si sta parlando, una morte davvero inspiegabile di Chiara Iaconis, colpita alla testa da una statuetta precipitata da un balcone a Napoli, e ancora non si conosce la verità, c'è omertà, c'è silenzio. Valentina Visentina insieme al papà di Chiara. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore. Il 15 aprile saranno 7 mesi ormai trascorsi da quell'incidente fatale costato la vita a Chiara, trentenne brillante padovana. Era in viaggio a Napoli per una vacanza quando è stata colpita mentre passeggiava nei quartieri spagnoli da una statuetta precipitata da un palazzo. Quello che ancora manca dopo 7 mesi di indagini è che i responsabili
responsabili ammettano quanto è accaduto, perché ci sono degli indagati che hanno sempre negato le responsabilità. Si attende la chiusura delle indagini che doveva avvenire circa un mese fa, ma c'è stata un'ulteriore proroga. Ci sono 2 persone che risultano indagate per omicidio colposo, ma indaga parallelamente anche la Procura dei minori, perché ci sarebbero 2 minori coinvolti e quindi c'è anche un'accusa di omissione di controllo. Tuttavia queste persone hanno negato di possedere quella statuetta che è stata anche ricostruita, e quindi è chiara anche l'immagine della statuetta che è precipitata quel giorno dal balcone. Qui con me c'è Gianfranco Iaconis, papà di Chiara, che in tutti questi mesi non ha mai smesso di chiedere la verità, perché è vero che c'è stata grande affetto, grande partecipazione a Napoli, però chi doveva rispondere delle proprie azioni non ha mai ammesso la colpevolezza. In effetti ha ragione, cioè proprio chi dovrebbe ammettere la propria responsabilità, chi dovrebbe chiedere scusa, ancora non ha fatto questo passo in avanti che da parte nostra, di tutta la famiglia, sarebbe ben accetto. Al di là della verità, che sarà una verità processuale, ci aspettiamo e facciamo appelli ripetuti affinché chi effettivamente è coinvolto in qualche maniera in questa vicenda ammetta le sue responsabilità e chieda finalmente scusa per quello che è accaduto. Sarebbe un primo passo verso la verità, che speriamo, tutti quanti della nostra famiglia lo sperano proprio in maniera forte, che tutto questo avvenga a breve, perché come ha detto giustamente lei, il 15 marzo scusate la tosse, il 15 marzo sono stati 6 mesi e noi pensavamo che entro 6 mesi si sarebbero sciolti tutti i dubbi sulla responsabilità di alcune persone. In realtà, come ha detto lei, siamo alla soglia dei 7 mesi e ancora nulla si sa. Ecco, noi non smetteremo mai di raccontare la storia di Chiara, perché queste vicende non dovrebbero mai accadere. È stata una tragedia che ha colpito tutti, non solo Napoli dove è accaduta, ma anche Padova. L'abbiamo visto con la fiaccolata molto partecipata che c'è stata a settembre, e anche con i funerali, ma insomma è davvero spiacevole dover sempre chiedere una spiegazione che dovrebbe essere spontanea. Sì, in questa triste vicenda abbiamo avuto il conforto di 2 città, di Padova e di Napoli, che si sono strette intorno alla nostra famiglia, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, il loro calore. Infinite manifestazioni di vicinanza mi sono arrivate da parte di tutti i conoscenti, dei miei clienti, da parte di tutti. Questo ha reso, diciamo, un po' più non riesco neanche a trovare le parole, più accettabile il fatto di aver sentito tanto calore intorno a noi. Quello che ci manca, ripeto, ribadisco, è la mancanza di una verità e soprattutto la mancanza di una presa di posizione, di responsabilità di chi effettivamente è in qualche modo coinvolto in questa vicenda. Ringraziamo Gianfranco Iaconis per aver fatto questo appello, e ricordiamo anche a nome dedicati a Chiara ci sono anche dei premi universitari, perché Chiara è stata una brillante studentessa all'Università Ca' Foscari di Venezia, e quindi in suo nome sono state anche istituite da poco delle borse di studio per delle studentesse altrettanto meritevoli. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentino, una splendida ragazza, Chiara Iaconis, che ha perso la vita nel fiore dei suoi anni, e ringraziamo il padre anche per la dignità con cui e la compostezza con cui ha lanciato questo appello. Adesso andiamo a Venezia, dove ci sono stati momenti di tensione, urla, con il sindaco Luigi Brugnaro che ha risposto per le rime alle opposizioni. Andiamo in diretta da Filippo Fois. A te Filippo.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Cafarsetti, la sede veneziana del Consiglio Comunale di Venezia. Accanto a noi c'è Marco Gasparinetti, capogruppo di Terra e Acqua 2020, una lista civica che ha esordito alle ultime elezioni comunali. Alle nostre spalle, vedete, si sta svolgendo il dibattito animatissimo su una interrogazione che è stata presentata da tutti i gruppi di opposizione sulla cosiddetta lista nera di Brugnaro. Se ce ne siamo occupati anche noi, si tratta di una lista che è stata sequestrata in degli uffici comunali durante una perquisizione della Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta Palude, nella quale erano stati segnati con nome e cognome e grado di offesa diversi cittadini, tra cui anche alcuni giornalisti che avrebbero mancato di rispetto al sindaco. E proprio oggi le opposizioni hanno interrogato il sindaco intanto sull'esistenza di questa lista e poi anche da chi è stata fatta, da chi è partito l'ordine, con quali risorse, visto che siamo in ambito comunale, si è proceduto a fare. Allora, il sindaco ha parlato di 1000 cose ma non ha risposto alle domande. L'interrogazione si compone di 11 quesiti, ha risposto soltanto il primo, cominciando poi a parlare di tutt'altro, che so io, c'è un po' di rumore alle mie spalle, chiedo scusa direttore, provo a ripetere, il sindaco non ha risposto ai quesiti, 10 su 11, e speriamo che lo faccia nel proseguo delle discussioni, ma soprattutto ha mentito al Consiglio Comunale e alla cittadinanza sulla durata di questa schedatura che lui ha fatto risalire all'ottobre 2021 dicendo che era funzionale una specifica seduta del Consiglio Comunale. Assolutamente non vero, perché la schedatura è iniziata il settembre 2020 sotto elezioni, è proseguita subito dopo le elezioni e decine di comuni cittadini sono stati schedati semplicemente per aver scritto nei commenti in calce alle pagine di alcune personalità politiche aggettivi assolutamente inoffensivi come maleducato, prepotente, arrogante, gretto, sicuramente non perseguibili sul piano penale. Se il sindaco vuole avviare cause bavaglio, come ha detto di voler fare alla fine del suo mandato nei confronti di quei cittadini, io le dico direttore che a mia volta mi riservo di agire in giudizio contro quel sindaco che a me in Consiglio Comunale ha osato dire che ti manda via dall'Europa quando era in aspettativa non retribuita, rinunciando a uno stipendio di 14.000 euro al mese, altro che lui dice che lavora gratis, sì, 7.000 euro al mese, lo stipendio a cui ho rinunciato. Io in quel momento stavo rinunciando a 14.000 euro al mese per essere a disposizione della città in aspettativa non retribuita. Il sindaco ci provi a citare in giudizio dei comuni cittadini che gli hanno detto arrogante, io mi riservo di citare in giudizio lui per diffamazione aggravata, essendo questa sua affermazione stata fatta in Consiglio Comunale. Ecco. E si ricordi il sindaco come è andata con Andrea Ferrazzi qualche anno fa. Ecco, si era stato condannato il sindaco al risarcimento. Ha dovuto patteggiare. Vedete che il clima effettivamente è molto agitato. Io direi un'ultima cosa prima di chiudere. Al termine dell'intervento di Brugnaro, che è durato circa forse 40 minuti, qualcosa del genere. Non ha limiti, non ha limiti. È stato tributato una standing ovation da parte della maggioranza, anche la giunta si è alzata in piedi, questo è un dato politico importante. Assolutamente sì, spero che gli elettori se ne ricordino l'anno prossimo quando andremo a votare, visto che in presenza di scandali ripetuti come le spese elettorali, come l'inchiesta Palude, vedremo cosa porterà, e anche questa schedatura di massa che nessun'altra città italiana e nessun paese democratico si è mai vista, un sindaco fa schedare i suoi concittadini. Ecco, speriamo che fra un anno chiunque si candidi per il centrodestra dopo aver sostenuto fino all'ultimo giorno questo sindaco venga premiato o punito dagli elettori a seconda del libero convincimento che ci potremo formare. Certo che per formare un libero convincimento bisogna che la partita non sia truccata e quindi che alle prossime elezioni non venga sforato il tetto di spesa che ha permesso a questo sindaco per 2 volte, spendendo circa 1 milione di euro, di farsi eleggere comprando le elezioni. Questa non è più democrazia, questa è plutocrazia. Grazie a Marco Gasparinetti, capogruppo di Terra e Acqua 2020, è una lista civica che fa parte dell'opposizione. Qui i lavori del Consiglio Comunale stanno andando avanti, naturalmente noi avremo modo, adesso abbiamo sentito la voce dell'opposizione nelle prossime edizioni del telegiornale, vi faremo sentire anche quanto affermato dal sindaco Luigi Brugnaro durante il suo intervento in aula e anche quanto detto dai suoi consiglieri di maggioranza che sostengono la giunta guidata da Brugnaro. Io direi che per ora da Venezia è tutto. Direttore, ti restituirei la linea. Grazie molto a Filippo Fois e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Vediamo un titolo sul Gazzettino, un incidente avvenuto questa mattina alle 8 sulla strada regionale 353 nel territorio comunale
di Muzzana del Turniano, siamo in provincia di Udine, Dimitri Zornik ed Enzo Lazzarini morti nell'incidente frontale tra auto e furgone, un ferito in pericolo di vita. Non c'è fine a questa strage sulle strade. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna all'ergastolo per Vincenzo Paglialonga, accusato di aver ucciso con 38 coltellate Lauretta Toffoli il 7 maggio del 2022. Sarà tutto da rifare in un nuovo processo a Venezia. Colpo di scena nel caso del delitto di Lauretta Toffoli, per cui era stato condannato all'ergastolo Vincenzo Paglialonga, accusato di aver ucciso la 74enne con 38 coltellate, lasciandola in un lago di sangue il 7 maggio del 2022 nella casa della Palazzina di Via della Valle, dove entrambi vivevano. Dopo 2 verdetti di colpevolezza e la condanna all'ergastolo, la Cassazione ha ordinato un nuovo processo, inviando gli atti alla Corte d'Assise di Venezia per una valutazione sull'imputabilità di Paglialonga, questione già sollevata dall'avvocato difensore per Giorgio Bertoli sia in primo che in secondo grado e riproposta davanti alla Suprema Corte. La Cassazione ha fatto giustizia di una certa superficialità che si era realizzata sia in primo che in secondo grado, e cioè il problema della imputabilità di Vincenzo Paglialonga, cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Lauretta Toffolo, 74 anni, era stata trovata morta nel suo appartamento. Secondo le indagini, Paglialonga quel giorno era evaso dagli arresti domiciliari e si era recato nella casa della vittima uccidendola. In corte d'assise a Udine, Bertoli aveva prodotto una perizia psichiatrica eseguita dal dottor Francesco Piani nel processo per l'evasione dai domiciliari nel giorno del delitto, di cui Paglialonga doveva comunque rispondere. Dalla perizia era emersa una parziale incapacità di intendere e di volere, dovuta, secondo la difesa, ad una patologia cronica al fegato di cui soffre, che può determinare la mancanza di lucidità in determinati momenti. Sempre in primo grado, il Tribunale aveva disposto una sua perizia, affidata al dottor Marco Stefanutti, che aveva però ribaltato quella del collega, stabilendo che Paglialonga poteva essere imputato e sostenere un processo. In appello a Trieste, i giudici non avevano ammesso ulteriori perizie, confermando l'ergastolo. Il colpo di scena è arrivato in Cassazione, dove i giudici della prima sezione hanno deciso che la questione dell'imputabilità meriti di essere approfondita. La Corte di Cassazione ha rinviato gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che dovrà fare una nuova valutazione sulla questione della imputabilità, immagino disponendo una nuova perizia. Al momento Paglialonga è rinchiuso, ancora in custodia cautelare, nel carcere di Padova. Oggi in un'aula del Tribunale di Treviso l'interrogatorio di un super accusatore dei responsabili della morte di Margherita Ceschin e di quello che sarebbe stato il mandante dell'omicidio, l'ex marito della donna. Andiamo subito da Daniela Sizia. Siamo proprio di fronte al Tribunale di Treviso, dove si sta svolgendo l'udienza per il processo per il delitto di Margherita Ceschin. Oggi udienza importante perché ci sarà fra poco, ci dovrebbe essere almeno la testimonianza di Joel Lorenzo, il super testimone che avrebbe di fatto inchiodato gli altri imputati, ma però è stata un'udienza con dei colpi di scena. Fra le testimonianze doveva esserci quella di Martinez, che era il detenuto che avrebbe dovuto dare il messaggio a Lorenzon, però Martinez, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Io sono in compagnia dell'avvocato Mauro Serpico, dell'avvocato Fabio Cra. Intanto buongiorno e grazie per essere qui. Avvocato, dichiarazioni che però sono state ammesse nonostante lui avesse deciso di non parlare. Sì, esatto, Martinez, più che avvalersi della facoltà di non rispondere, ha proprio rifiutato addirittura di dare e fornire le proprie generalità, lamentandosi del trattamento ricevuto successivamente a questa sua, collaborazione. E il pubblico ministero ha chiesto quindi l'acquisizione di queste dichiarazioni. Noi ci siamo opposti. Il Tribunale, con una decisione che ci ha lasciato molto insoddisfatti, ha deciso di acquisire queste dichiarazioni, nonostante il teste avesse comunque riferito espressamente di non avere ricevuto alcuna forma di minaccia da parte degli imputati.
Ecco, imputati che sono presenti in aula, manca ovviamente il mandante, quello che è accusato di essere il mandante, Enzo Lorenzon, perché per motivi di salute è, lo sappiamo, in una casa di riposo. Avvocato, insomma, un processo comunque questo, un'udienza questa ad alta tensione. Sì, è l'inizio del processo, quindi vengono sentiti per primi i testi dell'accusa e quindi inevitabilmente incominciano a mettersi i paletti su cui l'accusa intende fondare la prova contro gli imputati. Quindi inevitabilmente, diciamo, i primi testi sono dei testi certamente non a favore delle difese. Sentiremo da qui a breve le dichiarazioni, se non dovessero esserci sorprese come per Martinez del signor Joel, e vedremo se all'interno di quelle dichiarazioni queste saranno lineari rispetto a quella che è la ricostruzione dell'ipotesi accusatoria, o se invece, come noi riteniamo, ci saranno dei buchi, perché ci sono evidentemente dei buchi di conoscenza, non essendo Joel una fonte primaria, perché riferisce sempre di quello che gli avrebbe detto il fratello Sergio Lorenzo, che invece non ha mai parlato. Ecco, Joel probabilmente sarà coperto, non potrà vedere gli altri imputati. Ma noi su questo adesso vedremo, perché la testimonianza deve essere resa senza che ci siano dei filtri nei confronti dei giudici, ma soprattutto nei confronti delle parti interroganti e quindi anche della difesa. Il paravento si usa se in eccezionali casi, se ci sono ragioni di sicurezza o ragioni già per situazioni concrete di minacce o altra natura. Il fatto di essere un chiamante in correità sol per questo non giustifica la presenza di un paravento. Ecco, un'udienza che è stata sospesa proprio per pochissimi minuti. All'inizio dell'udienza c'è stata una ricostruzione proprio dal momento dei sopralluoghi di questa banda, insomma possiamo chiamarla così per il momento, e fino al delitto poi di Margherita Ceschin. Proprio dei controlli, proprio dei monitoraggi di queste persone proprio puntuali, secondo i carabinieri. Sì, c'è stata questa prima testimonianza abbastanza, diciamo, generica e poco approfondita, come eravamo d'accordo tra l'altro anche con l'ufficio di procura. Andrà meglio specificata con i successivi testi. Sicuramente ha dato un'inquadratura generale, come diceva anche il collega prima, ha posto dei paletti su quelli che sono soprattutto diciamo, i movimenti di quelli che sono i sospettati dell'omicidio e sulle tempistiche e le modalità di esecuzione dello stesso e la successiva fuga. Ecco, abbiamo visto che prima si è avvicinato a parlare con Matteo Garcia, le ha detto qualcosa di particolare? Mi aveva chiesto di verificare attentamente i tabulati della sera diciamo, dell'omicidio, quindi del 23 giugno, perché lui appunto ritiene che non aveva nessun telefono cellulare in uso e che non era probabilmente sulla scena del crimine. Avvocato, un inizio comunque difficile questo per gli imputati? Beh, è normale che sia così, stiamo parlando di un omicidio davanti a una corte d'assise con più imputati, certamente ci sono degli elementi che hanno sostenuto la custodia cautelare, quindi inevitabilmente, ripeto, i primi atti sono le prime munizioni del pubblico ministero, quindi è assolutamente fisiologico che ci sia quantomeno nella prima fase uno sbilanciamento a favore dell'accusa. Tengo a precisare che i testi più importanti, coloro che hanno fatto le indagini non sono stati ancora sentiti e soprattutto le difese non hanno appunto controesaminato e posto quelle che sono le criticità rispetto alla ricostruzione accusatoria, cosa che faremo nelle prossime udienze. Ecco, intanto ringrazio gli avvocati, ovviamente lo ricordiamo, imputati che rischiano l'ergastolo, questo è il rischio a cui vanno incontro, e dal Tribunale per il momento è tutto, la linea allo studio. Grazie a Daniela Sizia dal Tribunale di Treviso. La quinta udienza del processo contro Eric Zorzi, accusato di aver ucciso l'ex moglie Nicoletta Rotaru, ascoltato il medico legale consulente delle parti civili.
Nicoletta Rotaru è stata strangolata e le evidenze sul suo corpo escludono la morte per impiccagione. A dirlo in aula nella quinta udienza del processo contro l'ex marito della donna, Eric Zorzi, accusato dell'omicidio e di averne poi inscenato il suicidio, il medico legale Andrea Porzionato, consulente della parte civile. Nicoletta è stata strangolata con una cintura stretta con la fibbia mentre era prona a letto e stava dormendo. L'urlo sentito in aula durante la quarta udienza nell'audio che la donna aveva registrato la notte in cui è stata uccisa è il momento in cui la 39enne viene colta di sorpresa, ma anche senza ascoltare l'audio che registra il rantolo prolungato e il respiro che viene progressivamente a mancare è impossibile ipotizzare il suicidio, dice il medico legale. Legare un corpo morto ad un punto alto è troppo difficile, per questo Nicoletta è stata adagiata a terra simulando lo scioglimento del cappio. Lo strangolamento poi fa perdere subito coscienza e quindi Nicoletta non era cosciente, non è riuscita a reagire, da qui la mancanza di segni di difesa. In aula la difesa di Eric Zorzi ha definito rumoretti l'agonia di Nicoletta ascoltata lo scorso 19 marzo nell'udienza che ha analizzato l'audio registrato dal cellulare della donna nell'agosto del 2023. La prossima udienza è il 16 aprile in attesa di arrivare alla sentenza prevista tra maggio e giugno. A 58 anni l'assassina di una signora di Trieste, nel centro storico di Trieste, Isabella Tregnaghi. La killer si chiama Erika Podmenic, che ha reso la sua versione dei fatti davanti agli inquirenti. Su questo omicidio abbiamo sentito l'avvocato della donna, Massimo Scrascia. Attesa nelle prossime ore, massimo entro venerdì mattina, l'udienza di convalida d'arresto di Erika Podmenic, accusata di omicidio volontario per la morte di Isabella Tregnaghi, l'89enne che lunedì pomeriggio è stata trovata senza vita con un profondo taglio alla gola nella sua abitazione di via delle Beccherie 7. La 58enne triestina, ora in carcere al Coroneo, è provata, sconvolta, confusa e spaventata, ma ha reso la propria versione dei fatti. Un litigio culminato nel peggiore dei modi, come riferisce il suo avvocato Massimo Scrascia, contattato telefonicamente dalla nostra emittente. Una versione, quella del litigio improvviso, che non convince gli inquirenti, secondo i quali la donna avrebbe ucciso brutalmente l'anziana dopo una colluttazione. La presunta assassina, al momento dell'arresto in via Bramante, presentava graffi sul viso, come se la vittima avesse cercato di difendersi. La pista d'indagine porta alla possibilità che la 58enne abbia cercato di circuire nel tempo l'anziana per derubarla. Le due si conoscevano da almeno un mese. Di fatto i gioielli dell'89enne sono stati trovati in un sacchetto dentro un cassonetto dell'immondizia di via Campi Elisi insieme ai vestiti insanguinati. La difesa, dal canto suo, oltre a domandarsi il perché del disfarsi della refurtiva, se i gioielli fossero il movente dell'omicidio, sottolinea il fatto che Erika Podmenic sia stata fatta entrare in casa dalla vittima volontariamente in virtù di quel rapporto confidenziale che si sarebbe instaurato fra le due donne. Secondo quanto filtra, Erika Podmenic sarebbe già stata sotto osservazione per furti ai danni di anziani, ma la donna a suo carico non ha precedenti, come conferma il suo legale. L'avvocato Scrascia rimarca altresì come la sua assistita voglia continuare a collaborare nelle indagini. Inquirenti al lavoro su tutti gli elementi, immagini delle telecamere, testimonianze, impronte digitali e tutte le altre tracce che possono fornire un quadro completo della vicenda. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione di Trieste. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. Donato Bilancia, scomparso qualche tempo fa, il killer era andato spesso sul palco, col teatro era cambiato, stava cercando di recuperare umanità. C'è un video inedito che lo mostra appunto sul palcoscenico del carcere di Padova. Donato Bilancia, che era stato accusato, aveva compiuto diversi femminicidi. Un'azienda premia con 50 euro chi non ha scioperato, l'ira dei sindacati. Denunciamo, e questo accade a Padova. A Verona, ex maresciallo di 77 anni tenta di strangolare la moglie e poi chiama il 118, non so perché l'ho fatto. Edoardo morto fulgurato sul treno, disposta l'autopsia, il padre, non c'era un cartello di pericolo. E poi la notizia con cui abbiamo aperto, cioè gli 8 banditi alla Zancan di Nanto, il gioielliere del caso Stacchio che ha sparato ai ladri. Aveva operato tantissimi pazienti al cuore e il cardiologo Roberto
lo sentirete nel Roberto Bianco, così si chiamava questo cardiochirurgo, è stato proprio tradito dal cuore. Stiamo il servizio della nostra redazione di Padova. Ad uccidere il dottor Roberto Bianco, il cardiochirurgo del centro Gallucci, trovato morto nel suo studio all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova, sarebbe stato un malore. Il pubblico ministero ha dato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari per le esequie che verranno fissate a breve. Non c'è stata dunque l'autopsia legale, ma in ospedale è stato comunque fatto un esame autoptico che ha accertato un cedimento del cuore. Il cuore che lui per tutta una vita ha curato nei suoi pazienti l'avrebbe beffato all'improvviso senza lasciargli scampo. Il ritrovamento del corpo del dottor Bianco, 61 anni, responsabile dell'unità operativa di terapia intensiva post-operatoria, è stato fatto lunedì sera da un collega del centro Gallucci che ha dato l'allarme, ma nonostante sul posto l'intervento dei medici sia stato immediato, per il cardiochirurgo non c'era più nulla da fare. Accanto al suo corpo 2 compresse per l'ipertensione di cui soffriva. La polizia, intervenuta sul posto, aveva escluso fin da subito la morte violenta per mano di terzi. Tutto lasciava pensare ad un malore, ipotesi confermata dagli accertamenti condotti dai colleghi dell'azienda ospedaliera. Questa perdita appunto tragica, improvvisa, per cui la nostra vicinanza veramente più sentita ai familiari e naturalmente anche ai colleghi della cardiochirurgia. È un evento assolutamente inaspettato, anche perché abbiamo visto il dottor Bianco non più di qualche giorno fa presentare il progetto assieme al professor Gerosa dell'ECMO in ambulanza, quindi un professionista capace, sempre presente in azienda, sempre pronto a dare una mano, a dare le risposte ai pazienti e che lascia sicuramente un vuoto pesante. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Venezia ha arrestato 3 persone di nazionalità italiana per detenzione ai fini dello spaccio di 18 kg di sostanze stupefacenti. I finanzieri hanno individuato una strutturata rete di spaccio di hashish e marijuana con base sulla terraferma veneziana, identificando dei soggetti giovani e tra questi molti incensurati che si approvvigionavano e rivendevano ingenti quantitativi di droga utilizzando una nota piattaforma sulla rete. Le perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare 18 kg di hashish e marijuana destinati alle province venete e oltre 30.000 euro in denaro contante, mentre i 3 arrestati si trovano ora in carcere. Oggi ci sono in regia Andrea Basso e Italo Morao. Andiamo avanti con altre notizie. Il trapper padovano Baby Touché non era in stazione il giorno della rissa quando un rivale venne ferito. Nel processo il PM ha chiesto l'assoluzione. Un'aggressione che si inquadra nello scontro tra i gruppi guidati da Touché e dall'altro rapper milanese Simba La Rue. Nonostante avesse rimediato 14 giorni di prognosi, Carter 5 Star non aveva mai fatto denuncia, fornendo agli inquirenti una descrizione poco chiara e non presentandosi nemmeno al processo che potrebbe proseguire se il giudice Vittoria Giansanti il prossimo 18 giugno deciderà che il reato di cui sono accusati 6 imputati sia procedibile d'ufficio. Intanto ieri per 3 imputati, tra cui appunto Baby Touché, che hanno chiesto il rito abbreviato, c'è stata la requisitoria della pubblica accusa. Da quanto emerso dalle indagini, quel giorno il 21enne non era presente in stazione e non ha preso parte all'aggressione, tanto che per lui è stata chiesta l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Anche per un altro componente del gruppo, un congolese di 22 anni, è stata chiesta l'assoluzione. Per il terzo componente, un 22enne residente ad Albignasico, sono stati chiesti invece 10 mesi di carcere, sempre in rito abbreviato. Gli altri 3 componenti del gruppo non hanno chiesto il rito abbreviato e sono ora in attesa di giudizio. Ispezione in un magazzino, il servizio era di Francesco Rattai. C'è stata un'ispezione in un magazzino all'ingrosso di Limena, polizia, finanza e Spisal hanno scoperto lavoratori in nero e una scarsa sicurezza per gli operai e quindi una maxi multa al titolare.
È stata la segnalazione di un ex dipendente a far scattare il blitz congiunto di Polizia, Finanza, Spisal ed Ispettorato del Lavoro nella sede di un magazzino destinato al commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori usati in zona industriale a Limena. L'ex dipendente aveva denunciato di non essere stata pagata. Quando gli agenti e gli ispettori sono entrati nel magazzino attraverso un cancello carraio lasciato aperto da un furgone che aveva appena scaricato della merce, all'interno del locale hanno trovato 10 persone intente a lavorare. Si tratta di 10 stranieri, tutti senegalesi, ghanesi e camerunensi tra i 25 e i 35 anni, lavoratori alle dipendenze di un 45enne italo-camerunense titolare del magazzino. Nonostante fossero tutti regolari con il permesso di soggiorno, tre di loro erano senza contratto di lavoro. Rilevate anche scarse misure di sicurezza nonostante la presenza di macchinari meccanizzati. Il titolare ora dovrà pagare una multa di 10.000 euro ed adeguarsi subito alle normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro. La Procura della Repubblica di Verona ha disposto l'autopsia sul corpo di Edoardo Mangano, 19enne, morto nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo essere salito su un treno merci vicino alla stazione di Porta Vescovo, restando folgorato da una scarica elettrica. Dovremmo avere anche delle immagini. Non abbiamo le immagini. Il sostituto procuratore Alberto Sergi, che in un primo tempo aveva deciso di non procedere con l'esame autoptico, ha ritenuto opportuno procedere con accertamenti più approfonditi per chiarire con precisione le cause e l'ora del decesso. L'autopsia è prevista sabato. Folgorato da una scarica elettrica, il macchinario su cui stava lavorando ha preso fuoco e le fiamme lo hanno avvolto. È stata la tragica morte sul lavoro toccata ieri a un 52enne in un'azienda del Veronese. Il grido dei sindacati: basta con questa strage. Una strage continua che non si arresta. Vincenzo è l'ultimo, purtroppo, un ragazzo cinquantenne originario di Taranto, che con la sua competenza e professionalità purtroppo oggi non torna a casa. Il Veneto registra l'ennesima morte sul lavoro alla Anodal Extrusion di Trevenzuolo in provincia di Verona. Vincenzo Arsena, 52 anni, operaio originario di Francavilla Fontana in provincia di Taranto, ma residente a Porto Mantovano con la moglie e i 2 figli, è rimasto folgorato in azienda da una scarica elettrica mentre era intento alla manutenzione di un macchinario che ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto il corpo, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Come FIOM ci costituiremo anche parte civile per avere chiarezza e giustizia per Vincenzo fino all'iter processuale. Siamo in attesa di capire come è avvenuto l'infortunio, perché la dinamica è ancora molto confusa. Di sicuro qualcosa non ha funzionato, perché non crediamo più nelle tragiche fatalità. Sulla tragedia avvenuta alle 6:15, poco dopo l'inizio del turno, indaga lo Spisal dell'Uls 9 Scaligera. Nello stabilimento dove Arsena lavorava da 3 anni, già nell'ottobre 2023 un operaio in appalto in quel caso era rimasto folgorato mentre lavorava all'impianto elettrico, ma riuscì a sopravvivere. La direzione dell'azienda, specializzata nella lavorazione dell'alluminio, ha deciso di sospendere l'attività per 3 giorni. Noi chiediamo ai prefetti di convocare in tutte le province una riunione con tutte le parti sul solco del protocollo firmato con la Regione. Bisogna darsi una mossa, cambiare strada, perché in questa maniera non si può più proseguire. Basta morti sul lavoro, l'obiettivo 0 morti sul lavoro deve essere una cosa che tutti viviamo all'interno, non solo una parte. Diamo titolo della Nuova Venezia sul super bonus e sul PNRR. La bolla è esplosa, l'edilizia vede la crisi. I dati del 2024 registrano saldi positivi rispetto al 2023. Le preoccupazioni riguardano il prossimo semestre e il 2026. E le preoccupazioni sono all'apice soprattutto qui in Veneto per via dei dazi annunciati ieri sera dal presidente americano Donald Trump, il 20% generalizzato, il 25% per le auto e poi c'è anche un grosso problema con l'agroalimentare e l'agricoltura. Ne parleremo anche con l'assessore Federico Caner nella seconda parte di Focus TG. Adesso andiamo a Bassano del Grappa, stiamo alla Coldiretti con Monica Smiderle.
Siamo con Pietro Guderzo, presidente provinciale, provincia di Vicenza, di Coldiretti. Il tema è quello dei dazi del 20% sui prodotti dell'agroalimentare made in Italy. Secondo Coldiretti questi dazi andrebbero a causare rincari fino a 1,6 miliardi per i consumatori americani. Il rischio è un calo netto delle vendite del made in Italy verso i mercati appunto d'oltreoceano. Sì, effettivamente c'è della preoccupazione per questi nuovi equilibri, un nuovo scenario che si sta verificando. Poi è vero anche che fortunatamente anche come Coldiretti nel corso degli anni comunque abbiamo indirizzato anche le aziende agricole nostre verso una distintività e una qualità dei prodotti, quindi un po' l'augurio è che avendo un target comunque di mercato americano medio-alto possa assorbire meglio quello che è un rincaro che comunque per quanto poco avrà comunque delle ripercussioni sui nostri prodotti. Il rischio, Presidente, non è solamente quello del calo delle vendite verso il mercato americano, ma insomma i prodotti in esubero potrebbero entrare nel mercato interno e quindi un aumento dell'offerta per le regole del mercato potrebbe causare una diminuzione dei prezzi. Sì, noi la prendiamo anche un po' come una sfida. Adesso è vero che se si chiude, diciamo, una porta americana, dovrà essere anche la nostra bravura quella di aprirne altre in altri mercati e trovare uno sfogo magari in paesi in cui finora non si è lavorato. Qui anche un ruolo fondamentale lo possono avere anche le ambasciate, nelle quali si può utilizzare come canale anche per aprire nuovi mercati. Un altro aspetto fondamentale cui finora pochi ci hanno ragionato su è il discorso dell'Italian sounding. Con l'aumento dei dazi uno dei problemi che potrà verificarsi in futuro è un aumento appunto di prodotti contraffatti venduti come italiani, e questo per la nostra agricoltura e per le nostre imprese di tutto il settore agroalimentare sarebbe un grave danno, sarebbe una beffa oltre al danno, insomma. Quindi anche una maggior tutela, è questo anche un altro tema del Made in Italy? Sì, oggi più che mai sarà necessario rafforzare quelli che sono i controlli sulla contraffazione e probabilmente anche a livello europeo sarà da fare un grande lavoro affinché i prodotti di origine italiana che fanno anche un po' da biglietto da visita per il nostro paese siano tutelati maggiormente possibile. Senta, oggi in sofferenza anche i mercati finanziari con le borse che crollano, insomma uno scenario in divenire, uno scenario che preoccupa. Quali sono secondo lei le prospettive nell'immediatezza? Adesso onestamente siamo nel pieno della tempesta, quindi farsi prendere al panico peggiora solo che la situazione. Bisognerà dare una risposta come Paese Italia, ma anche a livello europeo, ripeto, non deve diventare un'escalation di dazi, bisogna avere un attimo la mente fredda e ragionare, partendo dai punti fermi, come ad esempio l'origine dei prodotti, che questo sarebbe già un importante aspetto, e poi io credo che avendo, come noi italiani, fatto anche a livello alimentare o agroalimentare i prodotti sempre di alta qualità, anche il mercato americano magari riuscirà ad ammortizzare questo aumento, e poi siamo convinti che, ripeto, ci sia la possibilità di aprire nuovi mercati. Il mondo è grande, l'italianità è molto richiesta, poi sta a noi come imprese e come sistema agricolo riuscire a superare questo nuovo ostacolo. Grazie Monica Smith da Bassano del Grappa. E adesso sentiamo i bassanesi. Abbiamo chiesto ai cittadini cosa pensano, se sono preoccupati per l'annuncio di questi dazi. Vediamo. Cosa pensa dei dazi di Donald Trump? È preoccupato? Me ne frega, alla grande. Perché? Perché tanto si paga sempre, ho visto le uova adesso, i dazi in là. Io temo che con questa guerra, che adesso è solo economica, poi possa sfociare nel lungo termine in una guerra purtroppo fisica, insomma. Perché in genere le guerre cominciano sempre così. Questa è la mia maggiore paura. Probabilmente tutto ritorcerà contro di lui. È tutto il mondo che è impazzito, non è solo Trump. Quindi è la gente che sopporta qualsiasi cosa. Se gli dicessero ti porto via aumentato lo stipendio, beh dai, Preoccupato? No. Io no, perché attività non ne ho più e quindi
Sono preoccupato per il basso livello culturale del popolo, questo sì, voglio dire, diciamo, che siano inquadrati dentro la piastrella, tutti in fila. Preoccupato? Beh, abbastanza, credo che metti in crisi tutta l'economia del mondo, speriamo che qualcosa ci accorde e che si migliori, insomma. Anche qui da noi potrebbe esserci qualche ripercussione in Veneto? Non lo so questo, perché abbiamo visto quanto che si esportava in America e quanto che si importava, perché secondo me a volte andrebbe anche bene perché si lavora più con le nostre cose interne. Tanta gente gira senza borse, non torna mai a casa con le borse piene e vedo che vendono sempre meno, non so neanche come facciano a vivere. A questo punto i bassanesi soldi non ne hanno più. Io dazi non li ho visti ancora, sull'acciaio quella roba non mi frega niente. Però insomma il Veneto lo pagherà. Secondo me gli americani si faranno male da soli, però vuol dire che il prosecco ce lo beviamo noi. Non la vedo preoccupata. Ma assolutamente no, anche perché io preferisco comprare sempre roba locale, italiana, piuttosto che roba americana, quindi problemi proprio nessuno. Interviste di Federico Fusetti e adesso sentiamo cosa ha detto stamattina il sindaco di Conegliano Fabio Chies, ospite di Mirella Tuzzato a Sveglia Veneti. Siamo preoccupati innanzitutto per il prosecco perché è sicuramente uno dei prodotti che in questo momento preoccupa di più, ma ricordiamo anche che noi siamo una zona di grande imprenditoria, ci sono molti imprenditori che in questo momento guardano con moltissima attenzione quello che sta succedendo perché ci sono stati gli annunci, adesso vedremo effettivamente come si declinerà questa politica dei dazi di Trump, anche perché ad ogni azione ci sarà una reazione per cui capiremo anche come si ricolloca l'economia mondiale, insomma i dazi sono un tema molto delicato, speravamo che non succedesse, anche perché innesca, come ho detto prima, un meccanismo che diventerà un meccanismo assolutamente negativo che non avremmo voluto vedere, creerà incertezza sui mercati e ciò che gli imprenditori non vogliono in primis è proprio l'incertezza. Poi rischiano di esserci ricadute sui posti di lavoro. Ma assolutamente sì, quando parliamo di economia dimentichiamo sempre che economia vuol dire non solo fatturato, ma vuol dire posti di lavoro, vuol dire economia familiare e domestica per chi prende un salario da questi lavori, per cui c'è tanta incertezza che diventa anche incertezza sociale. Si sperava in un trattamento più favorevole da parte di Trump all'Italia? Ma questa è una speranza che secondo me non aveva senso, perché quando si parla di geopolitica internazionale poi qualcuno pensa che un paese sia differente dall'altro, noi parliamo di Europa in generale e proprio qui sta il nodo, è inutile che pensiamo ai personalismi quando poi ci accorgiamo che sui massimi sistemi il nostro paese non conta nulla se non conta all'interno di un sistema europeo che purtroppo non è il sistema europeo che vorremmo vedere. Abbiamo per troppi anni latitato da questo punto di vista e oggi i nodi arrivano al pettine, un'Europa debole che negli scenari internazionali non è in grado di farsi valere. Senta, ma le amicizie di Meloni e Salvini non sono bastate? Ma le amicizie in questi casi contano poco, conta una forte Europa, ripeto, che non abbiamo costruito in questi anni e oggi purtroppo la paghi. Quando sento parlare dei problemi internazionali dico che i problemi prima di tutto dobbiamo guardarli in casa nostra, non abbiamo saputo creare un continente in grado di confrontarsi con gli Stati Uniti ma soprattutto anche con la Cina, con la Russia, con le grandi potenze internazionali e prima o dopo, ripeto, come ho detto, i nodi vengono al pettine e oggi la paghiamo. Fabio Chies al microfono di Lina Paronetto e vediamo nel Vicentino, anche nel Vicentino, la diffusione di droga tra i giovani con atti vandalici, episodi di violenza, risse e quindi un'emergenza preoccupante. È stato convocato un tavolo in prefettura. Droga e risse fra giovani al centro studi e non solo, controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine nei parchi, nei bar, ma anche nei mezzi di trasporto usati dagli studenti. È un momento delicato. Il tema della sicurezza e al contempo del disagio giovanile è sempre più diffuso e sta assumendo i toni dell'emergenza. Bullismo, uso di droghe, atti di vandalismo, ragazzi sempre più isolati e a volte violenti, aggressivi, fenomeni al centro dell'attenzione di un comitato per l'ordine e la sicurezza convocato in prefettura.
Domani abbiamo un comitato ordine e sicurezza pubblica proprio sull'argomento, su uno dei comuni della provincia dove si è verificata purtroppo qualche notte fa un'irruzione di vandali che per puro scopo appunto vandalico, non motivato da furto o da altro, ha devastato una scuola. Dopo l'incontro tra il sindaco di Bassano Nicola Finco e i presidi degli istituti superiori bassanesi, ora questo tavolo voluto dal prefetto sono innanzitutto fenomeni culturali, spiega, da affrontare a 360 gradi a partire dalla prevenzione, coinvolgendo famiglie e istituzioni. Tutti questi fenomeni sono fenomeni culturali, quindi non facili da sconfiggere in un Fiat, ci vuole tempo e ci vuole un intervento molto approfondito da parte delle agenzie formative. Cosa può fare invece la prefettura, le forze di polizia? Ovviamente una prevenzione e anche una repressione, duole dirlo ma va fatta, che deve essere fatta caso per caso. Purtroppo non si può dall'oggi al domani eradicare il fenomeno né impedire che le cose accadano in assoluto. Nei giorni scorsi il Ministero dell'Istruzione ha reso noto che per accedere ai prossimi esami di maturità sarà molto importante il comportamento, cioè la valutazione della condotta. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Treviso. E glielo dico com'è che sono studente e com'è che sono insegnante. Il voto in condotta è fondamentale per la nostra civiltà, per la nostra educazione, per tutto. Anche rispetto ad altre materie? Anche rispetto alle altre materie, sì. L'educazione è fondamentale, in tutte le civiltà si studia questo. È importante perché così almeno se sei una persona educata, una persona brava, c'è anche a scuola, devi rendere. Prima di tutto la condotta, dopo tutto il resto viene da sé. È una cosa buona secondo me perché per i ragazzi giovani è un buon insegnamento. Io ai miei figli insegno sempre, anche se sono piccolini, prima ti devi comportare bene e poi studiare, sempre studiare. È giusto così, se no viene fuori un futuro delinquente. Guarda, lo dico chiaro e tondo, perché i ragazzi adesso si sono viziati tutti quanti, perché la famiglia può fare tanto, ma dovrebbe fare di più, e specialmente anche la scuola, insegnare l'educazione civica che manca completamente. La premessa andare bene in condotta, secondo me, non può prescindere. Sì, concordo. Pienamente, sì. Essere buoni cittadini vale prima, insomma, poi magari uno si fa nella vita. Sì, una cultura te la puoi sempre fare. Questo vale per i ragazzi, poi ci sono anche le intemperanze e la maleducazione degli adulti. Addirittura è stato costretto a intervenire il presidente della Federazione Calcio Padova per una rissa tra genitori di calciatori tredicenni. Vediamo. Cari genitori, cercate di aiutare i propri figli e i ragazzi, cercate di incentivarli, devono capire che devono accettare la sconfitta ma anche la vittoria. Non dobbiamo mettere fuoco a queste critiche. Inizia così la lettera di Claudio Pittarello, presidente della FIGC di Padova, al culmine dell'ennesimo episodio di violenza sui campi di calcio della nostra regione. L'ultimo episodio nel fine settimana durante una partita di Under 13 a Chioggia tra la squadra di casa, l'Unione Clodiense e il Cittadella. Un gruppo di genitori ha iniziato ad insultare un dirigente di Chioggia e sarebbe iniziata una rissa sugli spalti tra mamma e papà. Uno addirittura sarebbe stato colpito con una bottigliata e la partita è stata sospesa. Dopo questo ennesimo episodio, il presidente della FIGC padovana ha scritto una lettera indirizzata non solo agli atleti, ma soprattutto alle famiglie e alle società sportive. Siamo arrivati a un punto non più tollerabile e questo, come ho scritto in questa lettera, ho coinvolto genitori, allenatori, arbitri e quant'altro. Perché? Perché ogni domenica, ogni weekend succedono questi fatti. E non nascondo che anche ieri è successo un fatto nell'attività di base e a questo punto arrivare su una categoria attività di base esordienti mi preoccupa. Ecco perché ho scritto questa lettera, per dare un messaggio incisivo a queste persone, a questi dirigenti e a questi genitori, perché dobbiamo cominciare
a navigare su un'altra rotta. Cosa vuol dire? Andare a incidere e aiutare questi ragazzi. Il calcio è competizione e sacrificio, ma mai prepotenza, ha scritto Pittarello nella lettera, sottolineando il valore del gioco di squadra e il rispetto. Violenza e intolleranza, come si è visto in altri casi, come gli insulti razzisti ai giocatori di colore subiti per esempio dai calciatori del Real Padova, o le ingiurie pesanti a donne e arbitro con minacce di morte, sono l'antitesi dello sport e dei suoi valori. Il gioco del calcio è un gioco che io ho sempre apprezzato, che è bello, però deve avere dei valori. I valori quali sono? Il rispetto e l'educazione, e questo ultimamente sta mancando. Dunque quello che io voglio e ripeto, questo messaggio deve arrivare a tutte le persone, a tutta questa società. Andiamo in pubblicità con Andrea Basso e Italo Morao, torniamo subito. Ha scatenato un terremoto di reazioni e di paure il presidente americano Donald Trump, annunciando ieri sera alle 22 i nuovi dazi. Vedete la reazione della Ursula von der Leyen: dazi americani, ora caos e conseguenze terribili. Meloni annulla gli impegni. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha fallito, ora chiami Trump e dica Italia First. E ieri sera ovviamente ne abbiamo parlato a Focus a lungo, e tra gli altri ospiti c'era anche Leopoldo Bottero del Patto per l'Autonomia. Sentiamo cosa ha detto. Sono d'accordo con la politica della von der Leyen che le tariffe le ha messe prima degli americani sulla nostra industria, perché non è così che si fa lo sviluppo non si fa dicendo quali saranno le punizioni, si fa dicendo qual è la strada dello sviluppo. E poi i famosi 800 miliardi per armarsi hanno un bruttissimo messaggio. Guardate, quello che sta succedendo negli ultimi 30 anni è che la classe dirigente non è più quella di prima con tutti i suoi difetti aveva fatto la guerra, quindi non aveva voglia di tornare in guerra assolutamente, quindi abbaiavano, facevano però con calma, tranne forse gli americani e qualche oligarca russo, perché erano comunque lontani, no? Ce la facevano gli altri, però la gente, l'Europa soprattutto, che è uscita a pezzi dalla seconda guerra mondiale, invece di investire in difesa ha investito in sanità e scuola, e speriamo che faccia ancora di più e meglio. Adesso è necessario pensarci bene. Io credo però che i dazi graveranno molto sul consumatore americano, perché il mondo è grande. L'America, sentivo stasera, dicevano, 1/3 del PIL mondiale, ma i 2/3 sono fuori. Cioè, adesso loro stanno creando problemi al Canada, al Messico, al Sud America. Siamo qui. Cioè, a me i cinesi non fanno tanto schifo, cioè basta che stiano a casa loro, ma voglio dire, perché sono anche loro invadenti, specialmente in Africa, ma ragioniamo, cioè cerchiamo di giocare su più tavoli. Noi siamo, come era una volta la Germania, no? Un gigante economico e un nano politico. L'Europa è un gigante economico, il primo mercato al mondo, e dal punto di vista di rapporti internazionali contiamo meno della Svizzera e meno del Vaticano. Così Leopoldo Bottero ieri sera a Focus. Andiamo avanti con la manifestazione della CGIL davanti all'ospedale di Cittadella, una protesta per chiedere ad Azienda Zero assunzioni di personale. Presidio della CGIL padovana all'ingresso dell'ospedale di Cittadella. Flash mob del personale sanitario per chiedere un piano straordinario di assunzioni. La CGIL si sta battendo per l'acquisizione di personale. Vogliamo che la graduatoria di Azienda Zero degli infermieri venga subito attivata e che gli OS vengano assunti dalla graduatoria in essere, perché se no
chiuderanno altri reparti. Cosa faremo per il piano ferie? La carenza di personale è diffusa in tutti i reparti, dicono i rappresentanti dei lavoratori. La necessità è quella immediata di assumere altro personale. Io lavoro in radiologia siamo senza medici, noi non riusciamo più a garantire ad esempio le risonanze, le TAC per gli esterni e a fatica anche le ecografie. Noi sappiamo che la crisi, la mancanza di personale di tutte le figure è una crisi generale, ma è una crisi molto più forte in Eugania e diciamo drammatica a Cittadella. Mancano tutte le figure, dagli OS agli infermieri, amministrativi, tecnici di laboratorio analisi, tecnici di radiologia e i medici. La CGIL chiede anche il rinnovo del contratto della sanità con un aumento adeguato a quella che è l'inflazione. E come funzione pubblica CGIL abbiamo deciso di non firmare per il momento perché vogliamo che il governo metta più risorse, perché oggi con un incremento del 6% non siamo in grado di soddisfare quello che è il potere di acquisto, perché oggi l'inflazione si aggira intorno al 16,5% e avremo un segno meno del 10,5% come rinnovo contrattuale per i lavoratori della sanità. Dopo tutto quello che hanno subito, noi riteniamo che non si meritano questo tipo di rinnovo contrattuale. E restiamo sul fronte della sanità con una notizia importante, perché la mappatura dei NEI in 3D e l'uso dell'intelligenza artificiale sono le nuove frontiere della cura alle malattie della pelle. 70.000 le prestazioni fornite ogni anno dalla clinica dermatologica dell'azienda ospedaliera di Padova e sono fondamentali proprio per evitare guai grossi, i controlli ricorrenti. Vediamo. Le immagini scattate da queste 12 macchine fotografiche ad alta risoluzione sono fondamentali nella mappatura dei NEI. Sovrapposte e confrontate a distanza di un tempo stabilito, 4, 6, 12 mesi dal medico dermatologo, permettono di compiere una diagnosi accurata del rischio di sviluppare un melanoma. Sono in aumento le patologie della pelle e lo dimostrano le oltre 70.000 prestazioni offerte nel 2024 dagli operatori della clinica dermatologica dell'azienda ospedaliera di Padova. Dall'intelligenza artificiale arriva un supporto fondamentale, grazie soprattutto ai milioni di dati con cui le immagini scattate possono essere confrontate, ma la diagnosi resta del medico. Noi la valutiamo, prendiamo atto, stiamo cercando di capire quanto l'intelligenza artificiale coincida con le nostre diagnosi, stiamo facendo degli studi per vedere se la diagnosi dell'intelligenza artificiale è superiore alla nostra, ma ad oggi non la possiamo usare, non esiste un sistema computerizzato di diagnosi in cui il computer sostituisce l'uomo. Con la bella stagione in arrivo, dal direttore della clinica dermatologica un invito a non considerare il sole un nemico, anzi. Il sole fa bene, quindi noi dobbiamo partire dall'idea che l'esposizione al sole è fondamentale per ognuno di noi e quanto più scuri siamo, tanto più abbiamo bisogno di sole. Io dico sempre tanto sole senza scottarsi in base a quello che è il nostro fototipo. Questo può essere una sintesi che possiamo applicare ad ognuno di noi. Torniamo all'assalto di un comando di banditi ieri sera all'azienda Orafa di Nanto, proprietà di Roberto Zancan, imprenditore che ha reagito ai rapinatori sparando, è riuscito a metterli in fuga. Luisa Bertini ha intervistato la sindaca di Nanto, sentiamo cosa ci ha detto. Sindaco, ennesima rapina ai danni di Roberto Zancan dopo 10 anni dalla famosa sparatoria in cui intervenne il benzinaio eroe Graziano Stacchio. Sì, sono passati 10 anni giusti da quell'evento drammatico e si è riproposta la stessa problematica presso la sua azienda, però questa volta. Ecco, noi, io in particolare e l'amministrazione, esprimiamo tutta la nostra solidarietà nei confronti di Zancan, perché è stato un evento veramente problematico e difficile. Ecco. Io spero che le indagini portino a individuare chi ha perpetrato questa infrazione
anche perché i danni sono stati consistenti, era quasi un comando, 10 persone, vuol dire che è un'organizzazione, che è stato tutto studiato, presumo, e anche preparato per fare il colpo. Ecco. Mi dispiace molto che sia successo nuovamente a Zancan, che è già la terza volta, perché ha avuto anche quell'evento a casa sua. Io confido che le forze dell'ordine riescano, insomma, ad acquisire elementi sufficienti per individuare i responsabili. Tutto quello che c'è a disposizione come telecamere, come dati che possono avere, le forze dell'ordine le acquisiscono direttamente con il nostro comando di polizia locale. Professionisti, imprenditori, giovani e anziani, questo l'identikit dei clienti del bazar della droga di via Manina Conegliano, divenuto una vera e propria centrale dello spaccio. È stata arrestata una 33enne ghanese, centinaia le dosi di cocaina ed eroina pronte per la vendita. L'operazione è stata condotta dai carabinieri. Sentiamo il nostro inviato Christian Arboit. Dietro la porta di questa cantina c'era un vero e proprio bazar dello spaccio, centinaia di dosi già pronte destinate a una platea variegata, dalla meglio gioventù coneglianese a insospettabili imprenditori e professionisti, un giro diventato un vortice, stroncato nell'arco di una mattinata dai carabinieri accanto alle unità cinofile di Torreglia e del comando della polizia locale, e questo dopo un'articolata attività di indagine coordinata dalla procura trevigiana. Decine di uomini hanno prima messo in sicurezza l'area di via Manin, da sempre quadrante caldo della città, poi sulla base di un decreto di perquisizione hanno passato a setaccio l'intero condominio, abitato per lo più da famiglie di origine africana, a loro volta spettatrici della fiorente attività di spaccio, arrivata al culmine tra dicembre e la fine di marzo. Lei vedeva movimenti strani? Cioè c'era gente che girava? Sì, la gente girava, sì. Gira qua sempre avanti e trio, ma per questo carabinieri viene controllato noi. Alla fine è stata arrestata una donna ghanese di 33 anni, residente al piano terra. Era lei che smerciava la polvere bianca con estrema disinvoltura. Sotto sequestro 180 dosi di cocaina, 189 di eroina, 39 tra marijuana e hashish, oltre a materiale di confezionamento, bilancini di precisione e ben 47.500 euro in contanti. Si cercano 2 uomini, 2 complici. Per questo le indagini non sono affatto chiuse. È stato veramente incredibile l'intervento che è stato fatto, sollecitato da tempo dai residenti, però la cosa bella è stato il lavoro sotterraneo che è stato fatto fino all'intervento di ieri mattina. È una serie di indagini che fatte in silenzio, tra l'altro, ma fatte in maniera scrupolosa. La collaborazione, dice Chiesa, è stata generale. Qualche residente al momento del blitz avrebbe anche applaudito i militari come segno liberatorio dopo mesi di assedio. Noi tra l'altro avevamo incontrato anche io stesso i residenti, ho chiesto di portare un po' di pazienza perché questi interventi vanno fatti solo dopo aver fatto uno studio approfondito, in modo da poter colpire al cuore lo spaccio e non solamente magari l'ultimo tassello, che è quello meno importante per bloccare questo tipo di spaccio che non ci piace avere in città. E finalmente soddisfazione tra i residenti, che hanno detto a Christian Arboit era ora che intervenisse qualcuno. Io ho applaudito da subito la mattina, però insomma penso non sono uscita perché faceva un po' di paura tutta questa cosa e tutto questo movimento. Credo che sia stato quantomeno un sollievo per chiunque, quindi chi abita in queste zone, in questi appartamenti. Questa zona insomma è un po' sotto assedio da questo punto di vista, problemi di sicurezza. Sì, è sempre stato un po', non dico il Bronx, ma insomma è un po' a rischio. È un sospiro di sollievo corale quello di via Manina dopo il maxi blitz dei carabinieri contro lo spaccio. I residenti sono soddisfatti, ma c'è paura a mostrarsi in volto, c'è il timore di ritorsioni. 22 anni che sono qua, sì, assolutamente. Speriamo li abbiano estirpati, perché era ora, che questa è feccia pura, perché insomma i nostri ragazzi non devono essere sempre contaminati da
da questo spaccio che è ormai alla base della gioventù, insomma, ecco. Dalle case, dalle finestre emerge l'identikit del cliente abituale, la fredda legge della domanda e dell'offerta. Dalle 7 del mattino a notte inoltrata, sempre costantemente, sempre, tutti i giorni a qualsiasi ora. Gente del posto, professionisti, chi è che viene in questa centrale dello spazio? Di tutto, da chi ne ha a chi non ne ha, da giovani a vecchi, di qualsiasi misura. A parlare sono anche i vicini di casa della spacciatrice ghanese arrestata, che sarebbero totalmente estranei alla vicenda. Io non ho visto, ma non so se tanto droga, non l'ho visto, perché quando io sopra ho visto lei, polizia, è fatto via. Questa non lo sai niente più. È lui pensioni. Lui pensioni. Sì, quindi voi non avete nulla a che fare con questo giro? No, io questa non mi piace, no. Anche non fuma, no, niente, mai. Quindi lei con la droga non ha niente? No, fumare anche niente. E il ministro Carlo Nordio aveva parlato in commissione Segre dell'aumento della criminalità giovanile, ha parlato del 400% dei reati in più commessi dai giovani, aveva citato anche Treviso e allora lo ha chiamato il sindaco di Treviso, Mario Conte. La mia Treviso, che era una delle città più tranquille del mondo, in quest'ultimo anno sono schizzati esponenzialmente, cioè sono aumentati del 400% quei piccoli reati, antipatici reati di bullismo, di vandalismo, di baby gang, eccetera. In queste ore mi sono sentito proprio col ministro Nordio che non aveva alcuna intenzione di attaccare il sindaco o evidenziare un problema della città, ha voluto aprire una riflessione su scala nazionale sul tema del disagio giovanile che va affrontato con determinazione, con forza dell'ordine, ma anche con progetti scolastici e sociali. Dopo le dichiarazioni del ministro della Giustizia Nordio durante l'audizione in commissione Segre sull'aumento degli episodi di microcriminalità compiuti da giovanissimi nelle città, citando Treviso, il sindaco Conte ha deciso di chiamare il guardasigilli per un confronto. Il ministro Nordio ha parlato del fenomeno delle baby gang a livello nazionale, citando come esempio anche la tranquilla Treviso, che ha visto un incremento del 400% dei reati legati alle baby gang. Dire 400% è certamente un modo ridondante e importante di affermare un problema, dire che siamo passati da 10 reati a 40 è una cosa diversa, pur corrispondendo al 400%. Tra questi 40, tra l'altro, c'è il furto delle cuffie, il furto delle scarpe o il furto della bicicletta. Quindi sono temi gravi che vanno affrontati con serietà e rispetto, ma che non devono assolutamente allarmare. A Treviso si sta lavorando seriamente per affrontare questo problema, lo testimonia l'operazione delle ultime ore dei carabinieri in via Roma, ma anche, sottolinea il primo cittadino, con le diverse iniziative messe in atto dalle forze dell'ordine negli ultimi mesi. Parallelamente a questo, continua, stiamo intervenendo nelle scuole. Polemiche che non esistono, che non ci sono, perché l'intento del ministro era quello di dire che il fenomeno delle baby gang sta interessando tutte le città italiane, anche quelle che in questo momento risultano più tranquille, e l'esempio che ha citato è ovviamente la sua città. E questa mattina la Polizia di Stato ha denunciato 4 ragazzi, 4 giovani, 3 ventunenni e un 25enne, ritenuti responsabili di aver costituito una rete di spaccio di hashish e marijuana tra i comuni di Treviso, Roncade e Quarto d'Altino. E dopo il pomeriggio dei controlli da parte dei carabinieri siamo tornati in via Roma per capire se era in qualche modo cambiata la percezione della sicurezza in città. Non sono baby gang, ma sono gruppi di ragazzi che si trovano assieme non sapendo dove girare e fanno grumo. È questo il problema. Non chiamatele baby gang, almeno in via Roma. L'indicazione arriva da alcuni residenti che ieri hanno assistito all'operazione di controllo in loco da parte dei carabinieri con il supporto dell'elicottero. Pensavamo a qualcosa di più specifico, non so, una rapina, perché c'è stata un'operazione, l'elicottero è stato su per ore. Un'operazione che per i negozianti della zona sta dando risultati. Però dopo questi controlli lei si sente più sicuro? Sì,
più ce ne sono e più penso la gente in generale si senta sicura. È stato sicuramente utile subito anche nell'immediato. Vediamo adesso come manterrà nei prossimi giorni, ma secondo me è stato mandato un messaggio forte che sicuramente avrà i suoi frutti. Ma non tutti sono d'accordo che qui le baby gang non esistono. Le vediamo e se ne sente sempre parlare. Qua diciamo è una zona calda, però so che anche in molte altre zone della città ci sono problemi come in questa zona, quindi non è più un problema legato alla stazione a Via Roma, è un problema che sta espandendo sempre di più, quindi sì, è da, diciamo, tenere la guardia alta se si vogliono evitare episodi spiacevoli. Però accanto al controllo e alla repressione, per chi vive su questa parte di Treviso bisogna pensare al recupero culturale di questi ragazzi. Non è giusto effettuare troppa repressione perché comunque ci sono dei problemi legati ovviamente al problema culturale. Sicuramente è un processo lungo. Dovrebbero anche creare un posto per questi giovani, perché senza un posto dove stare è normale che si ritrovano qua a fare tutti dei gay. E i genitori dovrebbero stargli più dietro a questi bambini perché sono persi. Anche loro non sanno cosa fare, perché comunque sono bambini tra i 13 anni e i 17 anni, quindi non sanno il pericolo e i problemi che ci sono, quindi loro girano comunque, non si fanno problemi della polizia. Andiamo a Monfalcone, dove in 3 sentenze definitive il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune contro i centri culturali islamici sul tema della preghiera collettiva. A pochi giorni dalla celebrazione di fine Ramadan e a nemmeno 2 settimane dal voto si è concluso oggi il lungo contenzioso tra il comune di Monfalcone e i centri islamici cittadini Baitus Salat e Darus Salam, che durava da 1 anno e mezzo, dalle cosiddette ordinanze antimoschea del novembre del 2023. Il Consiglio di Stato ha emesso infatti 3 sentenze nelle quali si è pronunciato a favore dell'appello del comune e ha respinto il ricorso di primo grado proposto dai centri. Le ordinanze comunali che imponevano il rispetto delle destinazioni d'uso secondo il piano regolatore dei 2 appartamenti di via Don Fanin e via Duca d'Aosta utilizzati dai centri per attività di preghiera collettiva sono dunque valide. Si tratta del giudizio definitivo non appellabile pronunciato dal massimo organo della giustizia amministrativa. Arriva nelle battute finali di un'aspra campagna elettorale in cui ai 2 contendenti iniziali, l'assessore di Anna Cisint Luca Fasan e il candidato del centro-sinistra Diego Moretti, si è aggiunto all'ultimo momento Buconate, portavoce della comunità islamica e presidente onorario di uno dei 2 centri finiti nel mirino dell'ex sindaco. Servizio di Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Alle grotte di Olliero in Val Brenta un'esercitazione del gruppo degli Speleosub dei Vigili del Fuoco di Vicenza. C'era anche il prefetto vicentino Filippo Romano. Va bene. Siamo all'interno delle grotte di Olliero, è in corso un'esercitazione del gruppo Speleosub di Vicenza, dei Vigili del Fuoco. Con noi c'è il comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Andrea Gattuso, quindi un gruppo che è un'eccellenza a livello nazionale. Sì, noi abbiamo questo gruppo di sommozzatori, il nucleo sommozzatori di Vicenza, che peraltro ha la specialità anche di Speleosub, quindi un nucleo abbastanza importante nel panorama nazionale. Peraltro questo nucleo di Speleosub interviene a livello nazionale nelle varie emergenze che ci sono. In particolare è intervenuto nella diga di Suviana, nell'Appennino bolognese, e a Palermo, dove c'è stato l'inabissamento dello yacht Bayesen. Qui siamo nella nostra palestra di addestramento, una delle nostre palestre, dove mettiamo a punto delle tecniche e delle procedure per dopo operare in ambiente quando, ahimè, purtroppo ci capita o di intervenire
e a volte anche abbiamo effettuato dei salvataggi come sulla nave Costa Concordia o come in altre zone. La grotta di Oliero, ma anche quella dell'Elefante Bianco e i Fontanazzi, ambienti ideali per gli Speleos Sub che arrivano in Val Brenta da tutto il mondo. Un territorio perfetto, una palestra ideale per l'addestramento e le esercitazioni dei Vigili del Fuoco. Con loro anche il prefetto di Vicenza, Filippo Romano. Il livello di professionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è elevatissimo in ogni sua specialità. Questa chiaramente è una delle specialità più estreme. Dovunque vi siano grotte, vi siano falesie, vi siano fonti ovviamente di pericolo, i vigili operano avendo imparato le tecniche qui in questa palestra naturale. Servizio di Monica Smiterle. Chiudiamo con un giardino molto particolare, è stato allestito a Treviso da un vivaista ed è per i malati terminali. Arriva un giorno una signora e mi dice: ritorno, vado a prendere un'amica. Era un'amica malata terminale di cancro, si sono sedute qui in giardino e alla fine mi hanno ringraziato perché mi ha detto: mi hai allungato la vita. Nasce da questa esperienza il Giardino dei Tulipani di Germano Dalben. Un pezzo del suo vivaio trasformato in un semplice percorso nella bellezza della natura. Siamo giusto in confine tra Zero Branco e Scorzè, in quel tratto di Bassa Trevigiana dove impera il radicchio di Treviso. Germano invece, sorretto anche dall'esperienza della moglie Gigliola, per molti anni tra gli anziani dell'Isera, nella casa di riposo città di Treviso, ha voluto pensare non ad alimentare il corpo, ma l'anima nei momenti più difficili, quando si arriva alla consapevolezza che l'avventura terrena sta per finire. Un'altra signora è andata a casa a prendere il papà, ultra novantenne, con la bombola dell'ossigeno, la copertina sulle ginocchia, e abbiamo fatto insieme un giro in questo giardino e insomma sono sorrisi difficili da dimenticare, emozioni forti. Semplice la struttura del giardino, dove per ogni lato ci sono ovunque delle panchine, dove sedersi e ammirare questo arcobaleno di tulipani. Un fiore che Germano non ha scelto a caso. Il tulipano arriva in piena fioritura dopo un lungo inverno, buio, pioggia, maltempo, e riempie il cuore di gioia. Risveglia i sentimenti e ci fa stare bene, e quindi ho insistito su questa idea. Dal primo nucleo, ora Germano e la moglie Gigliola hanno aggiunto un altro spazio con degli alberi che presto daranno frutti, stimolati dal numero crescente di visitatori che qui trovano una piccola oasi di pace. Sento nella gente che frequenta questo luogo un grande bisogno di questo luogo, e quindi cerco sempre più di migliorare l'offerta e la qualità del luogo. Per questo Germano ha chiesto qualche suggerimento a chi della condivisione dei percorsi dell'anima ne ha fatto la propria missione. Così, tra i tulipani, Suor Rosalba Zugno e Don Adelino Bortoluzzi hanno dato qualche indicazione per questo piccolo santuario laico, dove la bellezza della natura cerca di dare conforto ai calvari delle anime. Il Cardinal Martini ha scritto: la bellezza salverà il mondo. Servizio di Lucio Zanatto. Gli ospiti di questa sera a Focus: Fabio Crea, Stefano Dall'Agata, il generale Antonio Pappalardo, Rosa Poloni, Francesco Pontelli, Enzo Siviero, Massimo Venturato e Dominica Zamara. È tutto per oggi, grazie molte ai nostri registi. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.